Signori, bentornati in un nuovo Spacchettatega. Oggi andiamo a vedere un pacchetto molto velocemente che mi hanno mandato ancora probabilmente ormai 6 o 7 mesi fa, ma che non ho mai avuto il tempo di testare. Oggi, siccome devo fare delle prove per un progetto che vedrete prossimamente, devo fare delle prove di taglio del metallo. Quindi oggi andiamo a testare molto velocemente se questo laser qua della Atom Stack, modello da 20 watt, riesce... Atom Stack, vero? Quindi oggi molto velocemente andremo a fare solo delle prove di test sul taglio del metallo. Magari farò anche il test classico che vi faccio vedere ogni volta per valutare le caratteristiche di questo laser, però voglio fare un test molto veloce. Quindi partiamo con base d'acciaio da mettere sotto. Questo dovrebbe avere integrato anche la pompetta dell'air assist e infatti eccola qua. Atom Stack modello Atom Stack modello, vacca miseria raga, modello Atom Stack X20 Pro. Eccolo qua il modello. Prima cosa che si vede qua sulla destra è che viene fornito con, bella però, l'air assist integrato, quindi pompetta che butta fuori l'aria per avere tagli più precisi. Con una sola manopola si accende e si regola il flusso d'aria, sempre utile e indispensabile per ottenere risultati di un certo livello. I soliti sample, le solite cose, abbiamo le barre, tubo air assist, sdoppino dell'alimentazione, occhiali verdi sempre per il nostro monitor touch, l'alimentatore, sempre magnetico anche il nostro touch. Qui dentro, porca miseria, abbiamo il nostro modulo. Porca boia, che grosso! That's what she said. Qua connettori, antenne, sample, la nostra centralina, con l'antennina tutta bella, l'asse Y e l'asse X. Bene, via! Vediamo di assemblarlo nel minor tempo possibile. Ormai sono parecchi mesi che ce l'ho qua da testare, non ho mai trovato il tempo / l'occasione per farlo, ma siccome mi sto interessando sempre di più alla questione dei metalli, ultimamente è un mio pallino, voglio testare questo qua e vedere se riesce a tagliare una piccola lamiera. E con piccola lamiera raga intendo veramente piccola, perché siamo ad uno spessore di 1/10 di millimetro. Ovviamente per spessori più alti bisogna andare esclusivamente su laser a fibra, altrimenti il taglio del metallo è solo un bel sogno. L'assemblaggio del laser è veramente molto semplice. Ci sono praticamente 8 viti in totale per fissare tutto il frame, più altre 4 viti per fissare i piedini e il resto. Veramente una stupidata, si assembla praticamente in un quarto d'ora. Per fare questi test di taglio del metallo ho comprato su Amazon un rotolino del genere da, mi sembra, 10 cm per 1 metro, spessore 1/10 di millimetro. Ho comprato un rotolo anche di ottone e un rotolo anche di rame. Vediamo, perché sono curioso, anche se secondo me non va bene per lavorare l'ottone e il rame, mentre per l'acciaio potrebbe andare bene. Vediamo cosa riesce a combinare. Prima di iniziare con la prova sull'acciaio inossidabile voglio fare questo test per 2 semplici motivi. Uno, sul sito loro dichiarano che questo laser riesce a tagliare lamiere da mezzo decimo, quindi 0,005 mm. Ovviamente trovare una lamiera del genere non sono riuscito, la più sottile che riesco a trovare è da 1/10. Volevo fare questo contenuto principalmente per farvi vedere il laser e vediamo se riesce a tagliare questo, perché in questo momento, come vi sto dicendo, sto portando avanti altri progetti, tra cui devo realizzare dei prototipi per un prodotto e mi interessava molto l'idea di vedere se riuscivo a farmi dei prototipi in metallo. Allora, come prima cosa ho tagliato un pezzettino di questo acciaio inossidabile da 1/10, lo posizioniamo, mettiamo a fuoco con il misurino che ti danno e senza la protezione si mette in questa maniera, come c'è d'altronde anche qua nell'immagine. Mettiamo, molliamo, si mette a fuoco in 1 secondo. Qua c'è il suo spottino. Ok, allora primo test su acciaio inossidabile. Facciamo una passata, un passaggio a 1 mm al secondo con potenza massima, senza air assist. Vediamo. Madonna, l'ha già bucato! No. Successo qualche bagaccicciolo, ferma tutto, era un po' piegato e toccava, però l'ha bucato. Incredibile!
e guardate bene, in alcuni punti si vede proprio il raggio che va a colpire la base sotto, quindi vuol dire che il materiale viene tagliato correttamente. Ok, finito. Ok, qua abbiamo decisamente qualcosa di diverso perché abbiamo un segno sia davanti che dietro qua e molto probabilmente se la muovo un attimo, no, non si stacca. Facciamo lo stesso identico lavoro ma con l'air assist, vediamo se cambia qualcosa. Taglio finito. Allora si vede già nettamente una differenza dal punto di vista di scambio di calore nella lamiera. Nella prima abbiamo decisamente una colorazione più alta, che si vede quanto ha scaldato il laser qua intorno, mentre nella seconda decisamente meno. Però se vado a tirare si taglia, quindi è cambiato solo con l'air assist. Quindi avendo inserito solo l'air assist come variabile va a tagliare. Proviamo a fare una figura più complessa. Anche in questo siamo riusciti a tagliarlo così. Applicazioni che si possono fare secondo me in questo caso, non si ha una finitura per niente bella perché comunque è una finitura bruciata, una bavetta, stiamo parlando comunque di una lamiera che è molto sottile, ovvero 1/10. Magari può essere interessante probabilmente per fare degli intarsi. Mi immagino che tu ti possa, adesso non ti sto dicendo che questo laser qui va bene per fare questa cosa qui, però se ce l'hai lo utilizzi per l'altro e ti viene da tirarti la tega facendo qualcosa di strano e stravagante, secondo me potrebbe essere utilizzato anche per tagliare una sagoma e fare un intarsio, ovvero tu vai a fare un'incisione, quindi vai a scavare nel legno sempre col laser di 1/10 o giù di lì e poi ci incolli dentro qualcosa del genere. Non so se è una roba fattibile, se è uno spreco di tempo, però è l'unico altro motivo per il quale mi viene in mente che si possa fare questa roba qua. L'acciaio inox quindi è un metallo che si riesce effettivamente a tagliare e taglia effettivamente il doppio di quello che hanno dichiarato loro, ok? Perché diceva la metà di 1/10 e noi qua siamo a 1/10. Provo anche a piegarlo a metà e vedere se mi taglia anche 2/10. Questa prova invece su 2/10 ha tagliato sia un primo pezzo che anche il secondo. Così. Ora ho tagliato queste altre due striscette, ottone e rame, sempre da 1/10. Volevo provare anche con altri spessori o altri tipi di leghe metalliche, ma non sono riuscito a trovare altro purtroppo. È veramente complicato trovare delle lamiere sotto i 5/10, o almeno non sono riuscito facilmente. Ok, facciamo il solito quadrato, mettiamo velocità di spostamento 1 mm al secondo, potenza 100%, 2 passaggi, occhialissimi protettissimi e via. Non si vede niente, non sembra fare niente. Ok, sembrano quegli occhiali belli che ti danno quando vai a fare la visita dall'oculista, che hai le pupille dilatate. Comunque niente raga, come sospettavo non c'è il benché minimo segno qua. Si vede solo un attimo il segnetto di dove è la sagoma, ma effettivamente sul metallo non ha nessun tipo di incisione. Si vede solamente il segno, penso per una questione di dilatazione del metallo dovuta al calore che genera il laser. Tutto qua, quindi ottone non ha nessun effetto. Proviamo sul rame, ma immagino sia la stessa identica cosa. E via. Niente neanche qua, il segno si vede un attimo di più qua sopra, ma ovviamente non fa niente, anzi mi sembra che il rame assorba molto meglio il calore del fascio laser e infatti non vedo tutte queste piegature dovute al caldo. Ho fatto 2 ulteriori prove colorando di nero una parte in modo che il nero vada ad assorbire di più e magari, che ne so, succede qualcosa di diverso. In realtà non si arriva mai a un taglio in nessun modo, anche sul nero qua
qua va solamente ad asportare la vernice, ma nient'altro, andando molto lenti. Quindi vi posso garantire al 110% che su ottone e rame un laser con una lunghezza d'onda di 500 nanometri non fa niente. Dovete avere un laser con un modulo da 1000 nanometri almeno, che mi piacerebbe testare anche quello, tra l'altro. Quindi già, ma facciamo un'altra prova che sono curioso. Volevo provare velocemente con la carta alluminio. Diamo una velocità, un passaggio, siamo a 10, vediamo. Assolutamente niente. Mettiamo a 5 mm, vai. Perché l'alluminio in realtà riflette e quindi non dovrebbe funzionare, però punto a pensare che potrebbe funzionare visto il basso spessore. Niente, rimettiamolo sempre a 1. Non sembra attaccare per niente. Quello che si riesce a vedere è, vedete questo quadratino qua? Però non riesce a inciderlo, non si riesce a fare niente. Serve un laser a fibra per lavorare su questi materiali, niente da fare. Una delle ultime prove che farò oggi è sempre il taglio del legno per vedere, uno, i test che faccio di solito, così io poi ho la collezione di tutti i laser che ho testato con le relative tabelle per vedere quanto effettivamente sono performanti. Vi dico la verità, l'air assist di questo laser funziona dannatamente bene. Cioè la differenza da uno senza e con air assist è qualcosa di sconvolgente. Ve lo dico per quale motivo, perché altri laser che ho testato che avevano l'air assist non funzionava così bene, e questo da cos'è dovuto? Non tanto dalla pompetta in sé che butta fuori l'aria, ma dal nozzle che vanno a fare per convogliare al meglio l'aria. Se vi ricordate quello che avevo disegnato per l'Ortul Laser Master 2, avevo utilizzato un sistema che si chiama laminar flow, che serve meglio per convogliare l'aria. Comunque vi lascio il video qua in alto così ve lo andate a vedere. Le performance di taglio ovviamente sono incredibili, visto la potenza dei 4 fasci laser che sono in totale 20 watt come vi dicevo, ed è il primo che nel test di incisione addirittura mi è andato a tagliare completamente il legno, cioè a 1000 mm al secondo a 100% di potenza mi taglia il legno anche se fa un'incisione. Ovviamente fare incisioni del genere non serve a nessuno. Detto questo vi do le mie conclusioni. Ovviamente questo laser è fenomenale dal punto di vista classico, quindi dal taglio del legno, dal taglio delle alcune plastiche per fare le incisioni e quant'altro. Il classico utilizzo si fa su questi tipi di incisore laser. Per quanto riguarda il taglio della lamiera, sì, effettivamente riesce a tagliare degli spessori diciamo moderati, chiamiamoli moderati, ma l'utilizzo non lo userei per niente per questo, perché comunque la lamiera ha delle sbavature, non si riesce secondo me a utilizzare. Sì, bello tirarsi la tega dicendo che il mio laser taglia il metallo, chiaro, però dopo che hai visto un po' i laser a fibra, soprattutto anche i marcatori a fibra che riescono a tagliare il metallo, capisci nettamente che un laser del genere non è fatto per questo. Detto ciò, questo non toglie il fatto che rimanga un ottimo laser da una potenza incredibile, 4 fasci laser. So che adesso, essendo questo qui parcheggiato qui in lab da svariati mesi, so che stavano o stanno per uscire o sono già usciti laser addirittura ancora più potenti di questo, che invece di 4 hanno 6 diodi per aumentare ancora la potenza. Però onestamente raga, se guardiamo gli incisori a diodo, dipende uno quello che deve fare, dipende lo spazio, dipende tutto. A sto punto se cerchi potenza vai su un laser a CO2, a mio avviso, se ci devi lavorare. Se è qualcosa di sempre hobbista, continuate su questo, che ripeto, a mio avviso questo qua rimane sempre un giocattolino molto performante per quello che si vuole fare, per la lavorazione del legno, per oggettini, vendere gadget, farti delle dime e quant'altro. Chiudo qua la mia sperimentazione con le lamiere, con l'Atom Stack X20 Pro. Se sei arrivato fino a questo punto e hai qualche idea su come utilizzare delle lamiere del genere, tagliarle, farne dell'altro, lasciami pure qua sotto commento. Io ringrazio ovviamente i Patreon che sostengono costantemente questo mio progetto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.